Importante giornata per Ioppolo che si dota di una struttura che ripercorre la storia contadina. Sì, eh, due molteplici motivi ci sono perché è una giornata importante, perché viene recuperata una parte, l'arco settecentesco che fa parte della storia di Ioppolo, da anni ormai, da più di 5 anni chiuso, ora viene recuperato. Viene recuperato con un lavoro di restauro di tutto e abbiamo pensato come amministrazione di istituire un museo degli attrezzi contadini, visto e considerato che Ioppolo è un paese di tradizione contadina. E in questi locali, oltre a questo museo dell'attrezzatura contadina, adibiremo, ci sono dei locali che saranno messi a disposizione come centro di aggregazione per chiunque ne volesse usufruire. Ci saranno dei computer e ci sarà delle attrezzature affinché ci possa essere un centro di aggregazione dei nostri giovani. Torniamo all'arco intanto. Qual è la sua valenza e come avete operato per il suo recupero? Allora, intanto la sua valenza è una strada di comunicazione proprio con il centro del paese, con la piazza. Noi abbiamo adoperato, abbiamo fatto tramite dei mutui che c'erano della cassa, con la Cassa Depositi e Prestiti a indirizzare queste somme per il recupero proprio di questa parte. Questo è solo, diciamo, un inizio di quello che noi in questo quartiere vogliamo fare, perché a giorni stiamo acquistando anche un altro immobile proprio vicino all'arco che restaureremo pure e metteremo sempre a disposizione di tutta la collettività. In particolare invece questo museo dell'arte contadina ci sono tantissimi attrezzi, ce ne sono anche di molto antichi. Sì, io devo ringraziare i miei concittadini che hanno risposto in tanti all'avviso che noi abbiamo fatto, perché abbiamo fatto un avviso e i miei concittadini hanno ritenuto che ha una sua valenza, una sua importanza poter donare anche delle cose che erano molto care e metterle a disposizione della collettività, anche perché questo per noi è un primo punto di partenza con questo museo, perché fra non molto apriremo il Parco Natura, sempre per cercare di portare gente a Ioppolo, di far conoscere Ioppolo, quindi di far sviluppare un po' quella che è, diciamo, come voglio dire, un po' lo sviluppo di Ioppolo, che non si può più basare diciamo, sull'attività contadina, ma si deve anche basare sul turismo. Di questo anche c'è la via Francigena che ci sta dando una grossissima mano, considerato che Ioppolo è il paese finale, diciamo, della tappa prima di Agrigento, dove vengono molti, ma molti pellegrini e sostano qua a Ioppolo, mangiano a Ioppolo, conoscono Ioppolo, sta diventando un punto di riferimento. Sindaco, in un momento di grossa crisi delle istituzioni, comunque volete in questo modo anche dimostrare che con tutto ciò è possibile lavorare, lavorare bene e proiettarsi verso lo sviluppo. Sì, è vero, c'è una crisi, ci sono meno trasferimenti, il problema vero è quello se noi riusciamo a spendere quei pochi soldi che abbiamo in delle cose che possono essere produttive e possono dare impulso allo sviluppo del nostro territorio.